È una grande preoccupazione di un trend di aziende che se ne vanno attratte da condizioni fiscali migliori al di là del confine, che dovrebbe indurre chi ci governa, in particolare chi segue i destini di questa regione, a chiedere una fiscalità differenziata per noi, perché stiamo subendo ormai da molti anni la concorrenza, e non è colpa loro, di Slovenia e Austria, che applicano condizioni migliori perché hanno un sistema burocratico, un sistema amministrativo e fiscale migliore del nostro, ma quello che a noi preme di più è notare la desertificazione che si sta attuando sempre progressivamente in più dell'attività in montagna. Questo perché oltre alla concorrenza fiscale si uniscono degli svantaggi geofisici che non permettono a chi fa impresa in montagna di godere di condizioni che almeno possano essere quantomeno alla pari di chi produce anche in pianura. Ecco, noi chiediamo che venga riavviata una riflessione sulla fiscalità di vantaggio, chiedendo che venga inserita nelle future modifiche dello statuto della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e che questa fiscalità di vantaggio non venga contingentata, come era stato paventato in passato, solo per zone limitate, come poteva essere in discussione per Gorizia, per Trieste, per Tarvisio, che ne aveva fatto richiesta, ma che sia una fiscalità di vantaggio diffusa su tutte le aree montane della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quindi della montagna pordenonese, per la Carnia, per il canale del Valcanale, il canale del Ferro, valli del Torre e valli del Natisone. Senza questo credo che nell'arco di 10 anni noi assisteremo prima alla scomparsa totale delle imprese e poi progressivamente anche alla desertificazione della popolazione. Si tratta di un bonus per rimpatriare, a quanto sembra, i richiedenti asilo, composto di 3.500 euro, di cui 2.500 di provenienza statale, in parte coperti da un contributo europeo, e altri 1.000 che dovrebbero essere aggiunti dal bilancio della nostra regione proprio per incentivare questi richiedenti asilo a riprendere la strada di casa. Noi eccepiamo che se sono richiedenti asilo sono persone che devono essere ancora identificate e per cui non hanno nemmeno un diritto certo di avere questi soldi. E poi c'è tutta una serie di implicazioni. Questi possono fornire un'identità falsa per incassare questi soldi, quindi possono anche creare un conto corrente fittizio nel loro paese e poi alla fine può anche rivelarsi che i soldi che noi andiamo a dargli possono finanziare, se non un viaggio loro di ritorno, il viaggio per qualcun altro, quindi non crediamo molto in questa opera di deterrenza. E poi c'è anche un altro aspetto. Visto che la prima parte di un business sull'accoglienza era stata creata proprio dai centri di permanenza temporanea, ora che si stanno esaurendo o comunque nei prossimi mesi si andranno a esaurire le procedure di identificazione di queste centinaia di migliaia di disgraziati che sono sbarcati o sono arrivati dentro i nostri confini, credo che questa operazione sia fatta per finanziare ulteriormente qualcos'altro per poi gestire lo smaltimento e il ritorno a casa di queste persone, tant'è che si parla che questi 3.500 euro dovrebbero essere gestiti da organizzazioni di emanazione governativa, quindi comunque associazioni o entità che dovrebbero essere accreditate dal governo, quindi credo che sia l'ennesimo business che viene fatto sulla pelle di questi disgraziati. Secondo noi bisogna che ci sia una seria opera di controllo e deterrenza ai confini dello Stato. Se lo Stato non è in grado di fare questo, tutto quello che noi andiamo a fare poi a valle, compresi questi 3.500 euro, sono operazioni pari a cercare di svuotare il mare con un secchiello, quindi sono palliativi inutili.